Buone notizie per l'economia del Friuli Venezia Giulia sul fronte della crescita. Ce lo dice un indicatore che insieme alle statistiche economiche conferma il balzo in avanti. La nostra regione ha visto crescere il traffico di mezzi pesanti che ogni giorno percorre l'autostrada Venezia-Trieste e incrementare notevolmente anche i flussi sulla Udine-Tarvisio. Sull'autostrada Venezia-Trieste i flussi di traffico giornaliero dei TIR sono il doppio che sulla Udine-Tarvisio. Tuttavia, se il confronto lo facciamo rispetto al periodo pre-Covid, l'incremento degli autoarticolati lungo l'A23 è stato pari al doppio di quello registrato lungo l'A4. E sebbene rappresenti un indicatore molto empirico, i flussi di traffico dei mezzi pesanti ci confermano quello che le statistiche economiche ci segnalano da tempo. Se l'aumento di tir sulle strade denota vivacità industriale, c'è però un importante effetto collaterale negativo rappresentato dall'inquinamento e da una soglia di rischio incidenti stradali molto elevata. Passando alle statistiche economiche, le previsioni per il 2024 danno il Friuli Venezia Giulia in crescita del più 0,67%, al nono posto a livello nazionale. Il nuovo triangolo industriale del paese si è spostato a est e il Friuli Venezia Giulia ne fa parte a pieno titolo.